mancano totalmente i segni tipici che una qualunque morte asfittica lascia nel corpo dell'ucciso con questo tipo di asfissia meccanica. Il deposito della perizia medico-legale sui resti del corpo di Alessandro Venier, secondo cui la causa della morte del 35enne di Gemona sarebbe da attribuire alla combinazione di overdose di farmaci più soffocamento con il cuscino, non convince la difesa di Melin Castro Monsalvo, la 31enne compagna della vittima, indagata per omicidio pluriaggravato in concorso con la suocera Lorena. Escluso lo strangolamento con i lacci delle scarpe, per i legali di Melin anche il soffocamento è da mettere in discussione. Non ci sono segni evidenti di soffocamento e c'è un livello, diciamo così, di zolpidem, che è un farmaco ipoinducente, che è 10 volte superiore a livello mortale. I livelli che il dottor Addobbati ha accertato essere presenti nel corpo di Alessandro Venier, così elevati da essere 10 volte quelli mortali, possano essere anche l'unica causa della morte della vittima. Nuovi accertamenti dunque richiesti dai difensori, un'istanza che tuttavia non dovrebbe avere effetti sui tempi per la sepoltura di Alessandro, che avverrà a cura del comune di Gemona, che in queste ore si sta occupando di tutti i dettagli e poi sarà in grado di fissare una data. In realtà l'unico liquido biologico che potrebbe interessare in questo momento è l'umor vitreo, e quindi se è campionato, se come noi avevamo chiesto è stato mantenuto, non c'è nessun problema di tempistica sul funerale. Intanto si avvicina il primo compleanno della figlia di Meilin Alessandro. Dal 1° febbraio per Meilin cambierà la modalità di detenzione in custodia cautelare. Pensa molto alla bambina, nel senso che sarà il primo compleanno della figlia, il primo a cui lei non sarà presente, ha perso metà della vita della figlia perché su 1 anno, 6 mesi lei non ha potuto vederla, e quindi questo è sicuramente una causa di totale prostrazione di Meilin.